C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, dal lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno recentemente concluso un'operazione di polizia giudiziaria che ha condotto al sequestro di 82.000 litri di gasolio di contrabbando e 3 auto articolati, nonché alla denuncia di 7 persone. Le attività investigative sono state svolte negli ultimi mesi nei pressi del casello autostradale di Venezia Est e dell'area di sosta di Roncade, a seguito delle analisi da parte dei finanzieri del gruppo di Treviso dei flussi veicolari che provengono dall'Est Europa e che attraversano in particolari condizioni di trasporto la viabilità del territorio veneto. Diversi i nomi di fantasia utilizzati dai contrabbandieri per camuffare i rilevanti quantitativi di gasolio illecitamente introdotti, tra i quali solvente organico, plastificante e olio lubrificante. I conducenti dei 3 mezzi, provenienti da Austria e Germania, dopo aver fatto ingresso in Italia dai valichi di Udine e Trieste, alla domanda circa la merce trasportata, l'origine e la destinazione del viaggio, hanno affermato di trasportare non precisate sostanze chimiche e di non conoscere i luoghi esatti di consegna ubicati tra le province di Napoli e Bari, esibendo documenti di accompagnamento incompleti, riportanti l'indicazione di fantomatiche società con sede in Bulgaria, Olanda, Malta, Repubblica Ceca e Germania. Ciascun autoarticolato, per raggiungere le destinazioni finali, avrebbe dovuto percorrere circa 3.000 km tra andata e ritorno, il che rendeva le operazioni commerciali del tutto illogiche, sia per il tempo impiegato che per i costi, circostanze queste che hanno dunque insospettito i finanzieri trevigiani. La conferma che si trattasse di gasolio è giunta dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia, in base alle quali il prodotto è stato classificato come gasolio, soggetto pertanto ad accisa e ai rigidi vincoli per la circolazione nel territorio comunitario. Sia i mezzi che il prodotto sono stati sequestrati, mentre le persone coinvolte nel traffico internazionale sono state denunciate per contrabbando alla Procura della Repubblica di Treviso. L'accisa evasa inoltre è stata determinata in oltre 50.000 euro. Il contestuale intervento della Polstrada di Treviso ha inoltre consentito di accertare come i veicoli circolassero nel territorio nazionale in violazione delle norme sul trasporto delle merci pericolose, circostanza che ha anche comportato il fermo amministrativo. Il prodotto e gli autoarticolati sono in fase di assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base rispettivamente alla legge antiterrorismo 43 del 2015 e la normativa doganale, che consente di destinare alle forze di polizia e agli enti che ne fanno richiesta per finalità istituzionali i mezzi in sequestro. L'operazione delle Fiamme Gialle conferma l'importanza del controllo della viabilità primaria e secondaria del territorio regionale attraverso un presidio costante di pattuglie su strada, a maggior ragione nel periodo attuale, in cui il rincaro dei prezzi dei carburanti può portare all'intensificazione dei traffici illeciti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.